senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Ci colleghiamo con Lega Liguria. Fabrizio, sei in onda. Aiutino dei PM alla sinistra non è servito, noi liguri non siamo dei fessi. Lo ha dichiarato proprio ieri il professor Paolo Becchi, professore genovese, insegna all'Università di Genova, attento osservatore della politica nazionale e internazionale, ma anche locale, che ha ripreso tra l'altro anche le parole del nostro segretario nazionale Matteo Salvini. Buongiorno a tutti da Fabrizio Graffione, da Genova e dalla Liguria. Passiamo subito al nostro primo ospite per questa vittoria del centrodestra nella nostra regione, che è l'assessore regionale uscente allo sviluppo economico Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei? Buongiorno Fabrizio, ci sono, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto. Allora, c'è stato, ricapitoliamo, un 48,77% per Marco Bucci, un 47,36% per Andrea Orlando, 291.089 voti per Bucci, 282.671 voti per Andrea Orlando. Quindi Bucci ha vinto di misura, ma ha vinto circa 8.400 voti. Innanzitutto io volevo fare i complimenti al nostro Alessio Piana perché ha fatto il primo qui a Genova, nonostante che la Lega abbia preso il 7,33% su una media regionale intorno all'8,51%, perché Alessio è stato votato con ben 2.767 preferenze. È il nostro recordman di preferenze qui a Genova. Bravo Alessio. No, grazie Fabrizio, è stato il merito di tanti che hanno lavorato, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, tutti i candidati hanno dato il massimo e questo ha fatto sì che comunque a livello regionale riuscissimo a traguardare una percentuale importante che ci ha visto sostanzialmente mantenere il dato delle europee, anzi forse crescere un pochino, nonostante in questa competizione nell'ambito del centrodestra ci fossero anche tante liste civiche, quindi le due liste civiche del candidato presidente. Questo credo sia un ottimo risultato anche del lavoro e della visione della segreteria regionale e quindi insomma c'è soddisfazione. Abbiamo eletto un consigliere per la provincia di Genova, uno per quella di Savona e uno per quello di Imperia e insomma ci sono delle ottime basi per riprendere un lavoro importante nella direzione dello sviluppo della nostra regione, quindi lo avevamo proprio commentato assieme anche dall'ultimo collegamento che abbiamo fatto a Radio Libertà. Ipotizzavo questo scarto io dicevo 5.000 voti, in realtà sono stati un pochino di più. Sicuramente determinante è stato l'apporto della provincia di Imperia. Su Genova non solo facciamo un pochino più fatica come movimento, ma in prospettiva dobbiamo iniziare fin da subito a lavorare proprio in vista del rinnovo del Consiglio Comunale che si terrà nella primavera prossima. Ci arriviamo Alessio, però intanto volevo un po' spiegare ai nostri radioascoltatori. Allora, il Consiglio regionale ci sono 30 consiglieri più uno che è il presidente che rimane consigliere, corretto? Esattamente, sì, è votante. Quindi noi abbiamo sostanzialmente 18 consiglieri regionali, noi come centrodestra, e il centrosinistra ne ha 13. Quindi si può, perché sono 12 eletti nel centrosinistra più il candidato presidente della coalizione che è arrivata seconda, ossia Andrea Orlando, quindi siamo 18-13 e Andrea Orlando probabilmente rimarrà in Parlamento, lascerà il posto a un altro consigliere e si potrà governare bene
senza tanti problemi per assolutamente. quanto riguarda almeno i numeri dei consiglieri all'interno dell'Assemblea legislativa della Liguria per i prossimi 5 anni, per il prossimo futuro. Questo tanto per chiarire, anche se c'è stata una vittoria dell'1,5% di questi 8.400 voti, comunque il numero dei seggi all'interno del Parlamentino Ligure sono 18 a 13, quindi diciamo possiamo tranquillamente governare come centrodestra. Passiamo invece all'altro problema grosso, che è quello del Consiglio Comunale di Genova, perché appunto come stavi appunto andando avanti tu, la prossima primavera, più o meno tra aprile e giugno, ci saranno ovviamente le elezioni amministrative per il Comune di Genova, dato che il sindaco Marco Bucci fra adesso una decina di giorni, 15 giorni più o meno, dovrà lasciare il posto al vice sindaco che diventa sindaco facente funzioni, Pietro Picciocchi, e andrà naturalmente a governare la regione Liguria. Ecco, da questo punto di vista io ho purtroppo da dare un punto di vista un po' diciamo negativo per il centrodestra, che è usato proprio ieri in un pezzo che ha scritto e ha pubblicato su Twitter anche il professor Paolo Becchi. Sostanzialmente lui dichiara: anche se 6 mesi di tempo in politica sono un'enormità perché può cambiare tutto, non so se dopo questo ultimo risultato elettorale sia davvero il caso di puntare sulla continuità o sulla ricerca di un nuovo Bucci. Leggo testualmente: questo perché andando a vedere i dati che riguardano, diciamo così, la circoscrizione di Genova, qua abbiamo insomma dei dati un pochino differenti per quanto riguarda insomma il centro-sinistra, che ha vinto sostanzialmente su Genova. Siamo a un 49,13 su 47,06, e qua ci sono i 7-8 mila voti in più del centro-sinistra. Tra l'altro il Partito Democratico ha fatto cappotto perché sostanzialmente ha il 28,69% dei voti, primo partito a Genova, 92.344 voti. E qui, diciamo, proprio notizia freschissima delle ultime ore: Armando Sanna, che è l'ex sindaco di Sant'Olcese, che è il vicepresidente del Consiglio regionale uscente, e diciamolo pure, tra virgolette, sostenuto anche dall'ex presidente della regione Liguria, Claudio Burlando, ha ottenuto oltre 8.000 preferenze, un recordman di preferenze veramente in assoluto tra tutti gli schieramenti. Ecco, volevo un po' capire da te la tua opinione, il tuo commento, la tua analisi sul futuro, sul prossimo voto, visto che anche tu hai detto di rimboccarci subito le maniche. Sicuramente sì. Guarda, io cercherò di essere molto sintetico, anche se i ragionamenti sono oggettivamente complessi, ma in questi giorni mi sto dilettando un po' a leggere i dati quartiere per quartiere, situazione per situazione. Innanzitutto comunque l'astensione l'ha fatta da padrone anche in città, e secondo me ci sono stati motivi differenti. C'è stato qualcuno che a 2 anni dall'inizio del secondo mandato di Bucci forse preferiva che il sindaco rimanesse e continuasse a fare il sindaco, stante comunque l'impronta positiva che aveva dato alla città e l'affermazione che lo aveva visto 2 anni fa trionfare con quasi il 55% dei gradimenti. Sicuramente un po' ha inciso la strumentalizzazione anche della inchiesta, che a livello genovese è stata molto più forte e molto più sentita che in altri contesti territoriali. E poi credo che alcuni quartieri strappati davvero 2 anni fa con le unghie dall'appartenenza al centro-sinistra storico abbiano in qualche modo ridato dei segnali. Io penso che dovremo soprattutto lavorare per riappropriarci delle risposte
da dare alle delegazioni in termini di sicurezza, di presenza sul territorio, di risposte ai problemi del quotidiano, la buca, il marciapiede, la raccolta dei rifiuti, i servizi di trasporto pubblico, le manutenzioni, l'attenzione alle vallate dell'entroterra, perché abbiamo fatto tantissimo in termini di prospettiva, di visione, di sviluppo, abbiamo rimesso al centro Genova sullo scenario nazionale ed internazionale, abbiamo attivato una marea di cantieri e di risorse, ma sono cose che si vedranno in prospettiva, nel concreto, che al momento comportano disagi derivanti dalla partenza dei cantieri, che si sommano alle difficoltà del quotidiano, della viabilità e di questi tipi di problemi. Le persone in certi contesti, in certi quartieri si sono sentite poco tutelate dalla presenza dell'azione amministrativa del comune. E questo credo che debba essere sicuramente recuperato e che anche in termini di prospettiva e di programma con il quale fra 6 mesi proporci a Genova debba essere al centro della nostra proposta politica amministrativa. Senti Alessio, domanda secca, 30 secondi. Secondo te piste ciclabili e autovelox hanno inciso un po' sul voto dei genovesi? Guarda, più che le piste ciclabili, che alla fine della fiera hanno compreso essere anche derivanti all'esigenza di poter agganciare nel complesso risorse per una riprogrammazione del trasporto pubblico in ambito urbano, sicuramente i velox o un'azione che è percepita come vessatoria da parte della polizia locale un po' ha inciso, perché anche da questo punto di vista bisogna un po' forse allentare la presa su un certo tipo di presenza che deve ritornare ad essere presidio e prevenzione oltre che repressione. Poi è evidente che quando le persone sbagliano vanno riprese e nessuno dice che vengono fatti verbali a persone che non commettono delle infrazioni, però come dire, anche l'impostazione della scelta di un certo tipo di servizio e di un certo tipo di presenza dal mio punto di vista andrebbe un po' ripensata. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale. A voi, a presto. Grazie ancora al nostro assessore regionale uscente ed eletto nella circoscrizione di Genova con oltre 2.700 voti, recordman di preferenze per la Lega qui sul nostro territorio del capoluogo ligure, Alessio Piana. E adesso andiamo un attimo al ponente, passiamo a Savona del Savonese, perché anche lì parliamo con la più votata e il nostro consigliere regionale eletto Sara Foscolo, che ricordo è la nostra ex deputata ligure e negli ultimi tempi ha fatto il consigliere comunale a Massimino, che è un piccolo comune del Savonese, perché la Lega ovviamente è sempre sul territorio ed è stata eletta esattamente, vado a vedere un attimino adesso, 2.187 voti, ha primeggiato la Sara. Sentiamo se ce l'abbiamo qua in linea. Ciao Sara, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, complimenti per questa campagna elettorale, sei uscita vittoriosa, hai fatto la prima nel Savonese, complimenti, veramente un risultato ottimo direi, perché tra l'altro c'è stata una minore affluenza specialmente nell'entroterra savonese in Val Bormida, perché è stata colpita dall'alluvione, dal maltempo violento, tante persone non sono andate a votare anche e soprattutto per questo motivo. Allora, com'è andata la campagna? Sì. Allora, la campagna è stata come quella di tutti, breve, quindi dover toccare tutti i comuni in così poco tempo, devo ammettere, per me è stato impossibile, non li ho toccati tutti, ma questo poi mi sono ripromessa di tornarci adesso con la possibilità di andare a fare il consigliere regionale.
chiaramente l'astensionismo l'ha fatta da padrone, un po' per la poca voglia ormai che la gente di andare a votare, e poi purtroppo in Val d'Ormile c'è stato questo grosso problema dovuto al maltempo. Ieri io sono andata su, poi mi sono sentita con Alessandro, il quale nel pomeriggio è andato su anche lui a vedere i danni provocati su a Cairo, a Vigo, in altri posti. Sara, Alessandro Piana, che è il nostro presidente facente funzione uscente, che ad oggi è ancora lui, sì, infatti ho ancora fatto riferimento a lui perché ad oggi è ancora lui, no? Il presidente facente funzione. E che tra l'altro è stato eletto di nuovo, rieletto consigliere regionale, perché era stato già eletto la scorsa legislatura, poi è passato a fare l'assessore e vicepresidente, quindi il presidente a seguito della max inchiesta della Procura di Genova sul caso Toti, e adesso è stato rieletto nell'Imperiese. Tra l'altro gli facciamo gli auguri, poi lo sentiremo credo la prossima settimana. È il terzo, siamo i tre, Alessio Piana, Alessandro Piana e io. Un po' di orgoglio che in provincia di Savona al momento sono l'unica donna eletta. Se poi non cambierà qualcosa con gli assessorati e con nuovi ingressi, per il momento sono l'unica donna dalla provincia di Savona. Va bene, tra l'altro volevo anche ricordare un attimino i numeri della provincia di Savona, perché a differenza della circoscrizione di Genova, dove ha vinto lo schieramento di centro-sinistra, su Genova ha fatto molto bene il PD come primo partito, Genova rimane rossa sostanzialmente, io dico, aggiungo purtroppo, nel Savonese anche invece... anche Savona città è rimasta rossa, però nel complesso la provincia ha vinto, diciamo, centrodestra, più del 50% per Marco Bucci. Con il 49,41% dei voti per lo schieramento di Marco Bucci e il 46,38% dei voti per Andrea Orlando, quindi sì. 50.678 voti per Bucci e 47.564 per Orlando. E devo dire che qua c'è stata un'ottima prestazione della Lega, credo anche proprio grazie a Sara Porcolo, ma volevo ricordare anche l'impegno del nostro attuale deputato ligure Francesco Bruzzone, del nostro ex senatore Paolo Ripamonti e di tutti quelli della Lega che hanno dato veramente una mano, perché la Lega ha preso il 9,56% dei voti. Sì, infatti è seconda solo alla provincia di Imperia, la Lega in provincia di Savona, quindi questo anche da segretario provinciale, che vabbè adesso dovrò essere sostituita, però ero io il segretario provinciale, l'aver mantenuto il 9,5% in provincia della Lega mi ha fatto piacere, e secondo me se fai anche un'analisi c'è una buona risposta di persone che hanno messo proprio la preferenza, perché mentre Fratelli d'Italia che ha il 15%, quindi ha preso 5.000 voti più di noi, però nessuno dei suoi candidati ha raggiunto i 2.000 voti, quindi anche i nostri hanno capito che era importante scrivere il nome sulla scheda, cosa che a volte pensano di mettere una croce e va bene così. Quindi anche la campagna che abbiamo fatto di informazione è stata importantissima, e lì sicuramente è il grande lavoro che hanno fatto le sezioni, quindi i segretari di sezione, i nostri militanti, ai gazebo, che hanno spiegato bene alla gente cosa bisognava fare. Ecco, senti, adesso tu sei a Savona, dovrai venire qua a Genova per sbrigare un po' le pratiche amministrative, e volevo un po' capire quali sono i temi principali del territorio, anche se ne abbiamo già parlato. Rigassificatore a Vado Ligure no a nuove pale eoliche al parco eolico nel Savonese, e poi subito diciamo attenzione al territorio. Tra l'altro credo che ieri tu sei stata in Val d'Ormile davvero per l'alluvione. Ieri sono stata in Val d'Ormile per l'alluvione, c'è ancora una marea di fango, i danni non hanno ancora finito di contare i danni, perché le aziende hanno avuto veramente dei danni importanti. C'era ancora ieri, stavano ancora lavorando per tirare su le macchine dal fiume, cioè è ancora un disastro. Il rigassificatore, credo che ormai Bucci abbia messo una pietra tombale sopra il discorso rigassificatore, quindi presumo che quella partita lì non si debba più riaprire. Discorso pale eoliche sicuramente sì, e lì prima hai citato l'onorevole Francesco Bruzzone, che tra l'altro essendo di Stella ce l'ha proprio in casa, e quella dovrà essere una battaglia di buon senso per dire non nuove pale eoliche, ne abbiamo già abbastanza, facciamo una manutenzione
corretta quelle, ma non costruiamo nuovi pali. E poi sicuramente quello che interessa alla gente e che tocca a tutti è oggi, vabbè, l'emergenza maltempo è un'emergenza che è capitata adesso, ma il problema della sanità e dei nostri 4 ospedali. Senti Sara, abbiamo ancora un minutino. Chi è la prima persona che ti ha fatto i complimenti per la tua elezione? La prima, oddio, mi fai... la prima, vabbè, ovviamente la famiglia, le prime persone, la famiglia, quelli ovviamente il papà, la mamma, Francesco Bruzzone, Paolo, Sasso, le persone che mi sono più vicine. Uno dei primi che mi ha fatto piacere ricevere complimenti è stato il sindaco di Pietra Ligure, che nonostante siamo di schieramenti opposti ha voluto complimentarsi subito con me. Benissimo, è stato molto... E poi tutti gli ex, ma guarda, io adesso dirti chi è stato il primo non lo so, perché anche tutti gli ex colleghi di Roma, da tutta Italia mi sono arrivati e mi stanno ancora arrivando adesso, quindi non riesco neanche a rispondere a tutti e piano piano ce la farò. Va bene, e anche allora ti facciamo... comunque mi aveva mandato un messaggio. Sì, va bene, ma io non conto niente, dai. Allora va bene, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, penso che lavoro ce n'è tanto da fare per la Liguria, andiamo avanti e per i liguri, per lo sviluppo del nostro territorio. Ciao Sara. Grazie Fabrizio, ciao a tutti. Grazie ancora al nostro consigliere regionale eletto, ricordo con 2187 voti nella circoscrizione di Savona, Sara Foscolo, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto. Jerusalema, ikhaya lami.